Buongiorno, siamo qui con Stefano Maragon, direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilatico delle Venezie, e Gabriella Conedera, direttore struttura complessa Friuli Venezia Giulia. Ecco, sempre dell'Istituto Zooprofilatico delle Venezie. Che cosa ci potete dire in merito all'Escherichia coli per far capire a chi guarderà il nostro sito, che guarderà questo video, di che cosa stiamo parlando, di che cosa si tratta? Tutti siamo consapevoli della situazione in Germania attuale con questa vasta epidemia da sindrome emolitico-uremica, quindi una grave patologia che colpisce l'uomo con un quadro renale imponente e con alcuni casi di mortalità. E i microrganismi che sono stati isolati sono dei coli che sono per certi versi inconsueti, in quanto anche in passato sono stati rarissimamente isolati e hanno delle caratteristiche di patogenicità legate a una connotazione particolare, in quanto sono in grado di produrre delle verocitotossine e nel contempo sono in grado di aderire attraverso un meccanismo particolare che è tipico di una categoria di Escherichia coli che viene denominata enteroaggregativi e che sono più specifici dell'uomo. Non è ancora stata evidenziata con precisione la fonte di infezione, anche se le indagini epidemiologiche hanno puntato l'attenzione sul consumo di certi vegetali, in particolare cetrioli, verdure a foglia verde, pomodori, per cui il governo tedesco ha dato una serie di indicazioni di precauzione nei confronti di questo tipo di alimenti. Benissimo, dunque possiamo continuare tranquillamente a cibarci delle nostre verdure, giusto direttore? Sicuramente sì, il problema è limitato ad alcuni länder dell'area nord della Germania. Anche casi registrati in altri paesi come Svezia e Gran Bretagna sono stati poi attribuiti a soggiorni di queste persone nel periodo a rischio nel nord della Germania, quindi tutto il resto dell'Europa è del tutto tranquillo. Chi dovesse recarsi in Germania, per l'appunto, deve solo seguire le indicazioni delle autorità sanitarie tedesche, che hanno individuato alcuni alimenti al momento definiti come a rischio, quindi basta astenersi dal mangiare questi alimenti e orientarsi verso le verdure cotte e verso i cibi di origine animale cotti. Grazie. Grazie a voi. Grazie infinite. Grazie. Se mi date